Buonasera a tutti voi in studio, naturalmente agli amici che ci seguono da casa. Che dire, qui al Minuto Politico naturalmente non poteva mancare l'ospite di consuetudine, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femo Ciaro. Grazie Gaetano, come stai tesoro? Ciao anche a tutti i telespettatori, tutti voi in studio. È grande giornata questa. Ma la vedo sereno, rilassato, è successo qualcosa di particolare? O... Siamo in campagna elettorale. Ah, ed è così sereno e rilassato. Anche Matta, lei pensa no, che uno deve per forza arrivare sfinito, spasemato, trifolato? Trafelato, cosa è un film trifolato? Ecco. No, di solito si è molto tesi, no? È un periodo di tensione. Sì, di solito, ma noi quest'anno abbiamo scelto di ciappare la campagna elettorale applicando alla lettera il teorema. Che teorema? È il teorema che ti fa vivere la campagna elettorale in maniera rilassata. Si chiama il teorema del Scottex. Conoscete? No, decisamente no, Assessore, è la prima volta che lo sento, ma può essere utilissimo per quelli che ci seguono da casa, non solo i politici, immagino, no? Senz'altro. Il teorema del Scottex funziona così. Tu ti sei mai svegliato a mattina e hai il caffè, lo spandi e ti incassi nero? No, perché hai spanto. Succede. Senz'altro. Allora cosa fai? Cerchi Scottex perché devi sugare prima che diva tua moglie ti rompa i totani ancora di più di quello che sei già nervoso. Allora no, cerchi Scottex e non lo catti. Alle volte poi magari è finito, che ne sa, cioè, insomma, no, ti te sai che è il Scottex, ma non ti riesci a individuarlo in mezzo alla cucina, no? E allora cosa fai? Vai a aprire un rodo di Scottex nuovo. Ti sta sicuro che nell'istante in cui ti te cavi il primo tocco del Scottex del rodo nuovo e il tuo occhio vede il Scottex vecchio. Sì, è vero, è successo più volte, sì. Allora questo è il teorema del Scottex, cosa ci insegna? Che quando che te sei rilassato vedi bene la realtà com'è. Ma quando che sei incassato nero ti incavarisci e non vedi la realtà, diventi cieco. Ti incavarissi, immagino che sia ti accanisci. Senz'altro. Sì. Allora la nostra esperienza è stata che l'ultima campagna elettorale il nostro candidato sindaco erano tutto incavarito, voglio diventare sindaco, no? Quindi si era fissato con questa cosa. Senz'altro, e non vedeva la realtà, era diventato cieco, no? E ci ha fatto spuare il suore nella campagna elettorale. È stato anche difficile spuare il suore, però infatti, Assessore, cioè se le arriva in bocca forse ma non mi faccia rientrare, per piacere, si concentri su quello che stava dicendo. Quindi è anche un'immagine molto bella, no? Questa... Del suore? No, non del suore, dicevo dello Scottex, no? In qualche modo. Perché la campagna elettorale era un incubo, lei sa quante robe ci faceva fare in campagna elettorale? No. Erano già tutte le notti svegli andare a cavare i manifesti d'estate. Non si fa, Assessore, non si può fare. Ma cosa? Volantini anonimi sue cassette della posta ma io non so, ma che comune avete? Riunione dappertutto, riunione con i giovani, riunione con i sportivi, riunione con le imprese del territorio. Con gli anziani, immagino anche. Anziani che abbiamo sempre valutato, dipende da quanti chi era rimasti. Un paesetto piccolo, non so quanti che vale la pena andare a fare una serata. Ma Assessore. E anche dopo, vabbè, il manco ieri a scrivere il programma elettorale, quello si fa anche presto, per carità. Te fai copia e incolla dai paesi vicini, te tieni frasi più belle e te metti sul tuo. Ma io non lo so. Mi ricordo sempre un anno che abbiamo scritto, il manifesto elettorale che abbiamo scritto, cambieremo e sostituiremo il scuolabus con l'impianto a metano per inquinare meno il territorio. Noi come neanche a scuola noi altri abbiamo fatto copia e incolla. Assessore, io veramente non so che dire. Devo dire, mi piace però il suo messaggio questa sera. È teoria del Scottex. Mi piace veramente questo modo. Alle volte si è troppo focalizzati con tensione sull'obiettivo che si dimentica quello che invece è il bene dei cittadini. Bravissima, vedo che hai raccolto il segno, senz'altro. Il nostro sindaco si era proprio incavarito, ma quest'anno ha detto basta. Quest'anno teorema del Scottex, vediamo la realtà. Come dicono i spagnoli, basta la vista, no? È importante. No, hasta la vista è un'altra cosa, Assessore. Vabbè, che dire. Allora, complimenti all'assessore Ciano Contin che per una volta ci porta anche un suggerimento interessante. Noi vi ridiamo la linea in studio. A te Giorgio, buona serata a tutti. Senz'altro. Assessore, complimenti, devo dire la verità, grazie. Mi ha stupito, per la prima volta mi ha stupito. Ma è bella questa cosa dello Scottex, interessante. Sì, siamo veramente rilassati quest'anno, merito del teorema del Scottex. Quindi per merito di questa cosa qui... Devo dire che ha aiutato tanto anche il fatto che siamo un comune piccolo e siamo l'unica lista sto anno.